Allora, sono oltre 10.000 i casi di Ebola. Quest'oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha continuato a lanciare i suoi allarmi e proprio stavo guardando mentre c'era il servizio alcune notizie riguardanti appunto sempre l'Ebola e dicono che ci sono stati altri contagi di persone che pensavano nemmeno di avere l'Ebola. E allora noi abbiamo Raffaele Padrone, che è il segretario generale dell'UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia. Ecco, la polizia, i suoi colleghi che sono inviati sulle coste siciliane o calabre ad adempiere al impegno Mare Nostrum, sono dotati di attrezzatura idonea per supportare, speriamo di no, un caso di Ebola? Sono oggi messi in condizione di operare al meglio per supportare casi, e questi sì che ce ne sono stati, e anche a Bibione è stato denunciato, di scabbia? La domanda è difficile, perché? La domanda è difficile perché purtroppo noi abbiamo avuto delle circolari in cui ci emanavano, ci dicevano dovete fare così, dovete fare colà, ma non avevamo l'attrezzatura. Adesso il Ministero ha comprato un milione di mascherine. Se lei però va nel sito, mascherine, attenzione, prima ci avevano dotato delle mascherine chirurgiche, che sono quelle per non far infettare la persona che sta male. C'era il controsenso, con quelle mascherine non c'è la protezione per l'operatore, ma c'era la protezione per l'ammalato. E allora abbiamo fatto delle battaglie, il Ministero ha comprato adesso dei kit che sono rimasti nascosti per mesi, direttore, per mesi. 1 milione di questa strumentazione, se lei va sui siti della polizia, a noi hanno mandato delle didascalie per far vedere la tuta, le maschere, quelle le FP3 col doppio filtro. Sono scafandri? Scafandri, sì. I guanti devono rimanere qua, la sì. certo. Lei ha visto, i telespettatori, tutte le operazioni che fanno i medici che vanno sul posto, perché poi è lì, no? Dove c'è il malato, no? Si lavano, tolgono. L'infermiera che si è, contagiata, perché aveva toccato la fronte, ieri l'hanno detto, con il guanto, sbadatamente, però così. Sono dei protocolli da seguire. Dei protocolli. Allora, primo noi non abbiamo questi protocolli, nel senso che nessuno ci ha detto come fare. È arrivato del materiale, in questi giorni, ripeto, anche a Pordenone è arrivato del materiale, certo, magari il questore ne ha chieste 200 e ne sono arrivate 60, ma come tutte le questure, ma no. Nessuno. Allora ci sono dei bei disegni in cui ci sono queste tute anche come l'Ikea, dai. Sì, è come l'Ikea, e poi lì sui posti non ci sono. Allora adesso sono arrivate almeno delle protezioni di queste mascherine, di questi occhiali, ma non credo, visto le immagini, che possono salvare eventuali contagi. Questo è il grosso problema. E poi nessuno ci ha spiegato. Noi a Pordenone abbiamo fatto delle lezioni, è venuto un medico, ci ha detto come fare, come non fare, ma lo vedevamo da internet queste cose, no? È una cosa che, il problema è che mi permetto e chiudo, è vero o no? Questo Ebola c'è dal 1976 che è stato scoperto in Africa, direttore. Non gliene è mai fregato niente a nessuno perché morivano in Africa. Il primo medico, io sono... Hanno spiegato anche il perché. Perché? Adesso lo chiedo io perché. Nel 76 i casi di Ebola sono scoppiati in villaggi lontani dalle grandi città, lontani, e ci sono stati parecchi morti. Addirittura in alcuni villaggi non c'è stato più nessuno. Oggi la situazione è cambiata perché il virus è scoppiato nelle grandi città, quelle città che hanno rapporti con altri luoghi grazie agli aerei. E da lì è scoppiata l'epidemia, che è un'epidemia che secondo me è stata sottovalutata. Comunque in Italia non c'è problema.
questo, Lo dicono tutti. grazie, Arrivederci. grazie Raffaele Padrone.